Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Picchiarono a morte una pensionata di 88 anni durante una rapina. La polizia ha arrestato a Reggio Calabria 3 persone, si tratta di 2 uomini e una donna. Il riconteggio dei voti da parte della Corte d'Appello assegna un altro seggio a Fratelli d'Italia. Fausto Orsomarso entra in Parlamento, al suo posto in Consiglio regionale entrerà Giacomo Mancini. Il piano strutturale comunale di Cosenza è un atto nullo, la denuncia di Carlo Guccione, oggi nel corso di una conferenza stampa. La Procura di Paola ha dissequestrato la Galleria Santo Marco che collega Cosenza a Paola. Ora si attende il piano per la messa in sicurezza da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Inaugurata a Cosenza la tradizionale fiera di primavera ed è già boom di visitatori. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati con questa nuova edizione in diretta del nostro TG in apertura. Parliamo di cronaca perché picchiarono a morte una pensionata di 88 anni durante una rapina. La polizia ha arrestato a Reggio Calabria 3 persone, si tratta di 2 uomini e una donna. Vediamo. Una rapina finita male con la morte di un'anziana, l'ultimo tragico episodio risalente all'ottobre scorso di una lunga serie che vedeva vittime di una gang composta da 2 uomini e una donna, persone anziane, sorprese per strada o in casa. I 3 sono stati arrestati dopo accurate indagini dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria. I loro nomi sono Massimo Berlingeri, 44 anni, Benito Alessandro Bevilacqua, 24 anni, Patrizia Caristo, 30 anni. L'inchiesta è stata condotta dagli uomini della squadra mobile della città dello Stretto. Come detto, l'episodio più grave, finito tragicamente, aveva riguardato una donna di 88 anni. I 3 entrarono nella sua casa nel tentativo di prelevare soldi e preziosi e per spingerla a consegnare loro quanto richiesto non avevano esitato a picchiarla selvaggiamente, 10 costole fratturate fino a provocarne la morte. L'accusa per loro adesso è di omicidio preterintenzionale e rapina pluriaggravata. Fondamentali per arrivare alla loro identificazione sono stati i sistemi di videosorveglianza e le intercettazioni. Controllando le immagini registrate, gli investigatori hanno visto Berlingeri e Bevilacqua muoversi nella zona in cui abitava la donna uccisa con 2 autovetture notoriamente in uso a loro. Da lì l'avvio di una serie di riscontri che hanno consentito di chiudere il cerchio e di arrivare anche alla identificazione di Patrizia Caristo. Restiamo a Reggio Calabria perché la DIA ha eseguito 2 nuovi provvedimenti di sequestro di beni emessi dalla Corte d'Assise d'Appello e dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Reggino nei confronti dell'armatore ed ex parlamentare Amedeo Matacena, attualmente latitante a Dubai. Il valore dei beni sequestrati in questa occasione a Matacena ammonta a ben 540.000 euro. Vediamo. 2 nuovi provvedimenti di sequestro per Amedeo Matacena, l'ex parlamentare di Forza Italia, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 3 anni di reclusione e attualmente latitante a Dubai. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria e la sezione misure e prevenzione del Tribunale della stessa città hanno rispettivamente messo i sigilli a 2 conti bancari, uno dei quali acceso in un'isola delle Seychelles con 540.000 euro depositati. Il conto estero è intestato a Chiara Rizzo, moglie di Matacena, coinvolta nel processo Breakfast, nel quale gli imputati devono rispondere di avere favorito la latitanza dell'armatore reggino, fuggito poi negli Emirati Arabi. Matacena aveva già subito sequestri da parte dell'autorità giudiziaria perché alcuni suoi proventi erano stati considerati illeciti. Erano state infatti colpite 12 sue società, 4 con sedi in Italia, 8 con sedi all'estero. Nel luglio scorso poi beni per un valore complessivo di 1 milione di euro erano stati sequestrati sempre da parte dell'autorità giudiziaria.
Parliamo adesso di politica perché il riconteggio dei voti da parte della Corte d'Appello assegna un altro seggio a Fratelli d'Italia. Fausto Orsomarso quindi entra in Parlamento. Sentiamo. L'attesa e la sorpresa dinanzi al Tribunale di Catanzaro, dove i riconteggi della Corte d'Appello aprono le porte del Parlamento a Fausto Orsomarso. A 10 giorni dal voto il consigliere regionale si ritrova eletto nel Collegio Sud con Fratelli d'Italia. Un lavoro politico in un momento in cui anche la Calabria andava contro tendenza rispetto ai dati nazionali. Credo che questo possa essere testimoniato con Wanda che vince un collegio, e quindi con questa doppia cifra ci permette di avere 2 rappresentanti in Parlamento come la testimonianza di un voto comunque consapevole e libero che pure c'è. Con lui c'è Wanda Ferro, il seggio sarebbe suo secondo la legge elettorale, ma l'elezione della stessa Ferro nel maggioritario a Vibo Valentia di fatto ha liberato il posto che è toccato ad Orsomarso. Una doppia vittoria che oggi diventa tripla per il semplice motivo che alla fine sia il centro-sud che il centro-nord effettivamente avrà una rappresentanza parlamentare, benché scattati tutte e 2 nel collegio che va da Catanzaro fino a Reggio Calabria, Vibo e il Vibonese. Intanto gli scenari continuano a mutare, il seggio assegnato a Fratelli d'Italia fa saltare quello di Forza Italia, di conseguenza l'elezione di Maria Tripodi è nulla. Inoltre Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale, dove arriverà Giacomo Mancini. E alla luce di questi risultati Giacomo Mancini entrerà in Consiglio regionale della Calabria in quota Forza Italia, al posto appunto di Fausto Orsomarso, ma ai nostri microfoni Mancini dice: sosterrò il centro-sinistra. Vediamo. Dopo la delusione per il risultato delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, la gioia per un seggio in Consiglio regionale. Giacomo Mancini subentrerà a Fausto Orsomarso. Io sapevo perfettamente nel momento in cui ho accettato l'invito di candidarmi nel collegio di Cosenza che per il centrosinistra la partita sarebbe stata in salita. E devo dire che sono soddisfatto del lavoro fatto e del risultato ottenuto. Era l'ultimo collegio in partenza della Calabria, è diventato il primo in termini di voti e anche di percentuali, quindi un lavoro politico soddisfacente ed importante. Poi insomma, questa legge elettorale ha 11-12 giorni dal voto insomma, ha decretato tutti gli eletti, c'è stata questa combinazione, faccio naturalmente gli auguri di buon lavoro all'onorevole Orsomarso, è una soddisfazione non tanto e non solo per me ma per le persone che diciamo mi sono sempre state vicine e che adesso in Consiglio regionale avranno un punto di riferimento. Ribadisce l'appartenenza politica Mancini, che si schiera con il centro-sinistra anche in Consiglio regionale. Sono orgogliosamente socialista, sono convintamente all'interno del centro-sinistra e mi spenderò anche in Consiglio regionale per la mia parte e per tutta la mia terra, a partire dalla sconfitta netta che c'è stata il 4 di marzo e per creare le condizioni per una pronta rivincita. Il mio impegno sarà in questa direzione anche in Consiglio regionale, evidentemente. E il PSC della città dei Bruzzi ancora nel mirino della Grande Cosenza. Carlo Guccione convoca una conferenza stampa per divulgare le novità nella querelle in corso con l'amministrazione Occhiuto sul piano strutturale comunale. Un atto nullo che invalida tutto ciò che ne deriva, ha detto. Chiediamo che il Comune ritiri il documento in autotutela. Sentiamo. Si arricchisce di una nuova pagina la lunga querelle sul PSC di Cosenza. Carlo Guccione, che sta seguendo tappa per tappa la vicenda, sollevando dubbi sulla legittimità della procedura relativa al piano strutturale comunale, convoca una conferenza stampa per aggiungere altri particolari al dossier che lo ha portato a interfacciarsi con la Regione e a presentare un esposto in procura. E l'avvocato Gabriella Marini Serra a sintetizzare la trama di un giallo fatto di pareri, varianti e presunte legittimità. Che noi abbiamo richiesto un parere alla Regione Calabria in ordine alla
al procedimento di adozione del PSC, se fosse stato un procedimento corretto o meno, e la Regione Calabria ha evidenziato differenti anomalie e diverse vizi di questo procedimento. In primis la Regione Calabria ha valutato che già al momento dell'adesione del consumo a suolo zero il Comune di Cosenza avrebbe dovuto innanzitutto nella medesima delibera illustrare delle direttive ai tecnici, che non ha fatto, e poi doveva creare un documento preliminare da porre al vaglio sia di una conferenza di pianificazione e poi richiedere un apposito parere geomorfologico alla Regione Calabria. Non ha fatto questo. Non è una strumentalizzazione, assicura Guccione nel suo lungo intervento, contesta la ratio degli interventi di modifica al PSC e mette in guardia sugli effetti della nullità dell'atto, che renderebbe vani tutti i progetti che si basano sul piano strutturale, come ad esempio il Parco del Benessere. Poi Guccione torna su uno dei suoi cavalli di battaglia, la città unica. Se il Comune di Cosenza adotta una delibera per fare la città unica, ha fatto una delibera senza sentire il Comune di Rende, e dice: noi siamo pronti a fare la città unica. Quella delibera deve spingere oggi affinché ci sia un PSC concordato anche col Comune di Rende o con gli altri comuni che vorranno far parte del Comune unico. Siamo all'interno del centro-sinistra perché è stata convocata il prossimo 26 marzo a Lamezia all'Assemblea regionale del Partito Democratico. Vediamo. Partirà il prossimo 26 marzo da Lamezia il percorso congressuale del Partito Democratico Calabrese, che condurrà all'elezione del nuovo segretario regionale. Dunque non più il 19 ma il 26. La scelta della data, spiega Peppino Vallone, presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico Calabria, nasce dalla necessità di garantire la più ampia partecipazione ad un appuntamento di grande importanza per il futuro del partito. Così come sollecitato dal segretario reggente Maurizio Martina in direzione nazionale, spiega ancora Vallone, la data scelta in precedenza nella prossima settimana coincide con l'inizio dei lavori parlamentari e su tutto giudico importante accogliere le precise sollecitazioni che da più parti mi sono pervenute a garantire una congrua tempistica che consenta a tutti i componenti dell'Assemblea di effettuare le giuste e necessarie valutazioni politiche in funzione dell'importante ordine del giorno che sarà discusso. Numerosi circoli della regione infatti saranno impegnati in riunioni e assemblee, visto che si dovrà in seguito procedere alla convocazione del congresso. Toccherà infatti poi alla direzione regionale procedere, nel rispetto delle diverse sensibilità del partito, in modo collegiale alla nomina di una commissione che stili le regole congressuali e accompagni il partito alla celebrazione del congresso. Ci spostiamo adesso a Cinquefrondi, dove si è dimesso il sindaco Michele Conia. Vediamo. Un fulmine a ciel sereno, un vero terremoto politico a Cinquefrondi, perché il sindaco Michele Conia ha rassegnato con una lettera protocollata le proprie dimissioni. L'amministratore lo ha reso pubblicamente con un post sulla sua pagina Facebook. Negli ultimi mesi, scrive Conia, ho visto venire meno la possibilità politico-tecnica amministrativa di continuare a realizzare il programma ambizioso e coraggioso di rinascita, per i quali tantissimi cittadini mi avevano dato fiducia. Lo stesso Conia annuncia che domenica prossima spiegherà ai cittadini dentro l'aula consiliare in maniera più chiara ed articolata le motivazioni del gesto che al momento si può solo intuire leggendo qualche passaggio nel post, quando ad esempio parla della sua lotta per le conquiste sociali della cittadina, ma ho bisogno di farlo, continua il sindaco, senza sentirmi ostaggio e principalmente di sentire la gioia di farlo e sentire anche quella di chi mi sta vicino. È quel termine ostaggio che fa presupporre di forti frizioni all'interno della giunta, guidata da Conia, presumibilmente con qualche esponente all'interno dell'amministrazione, e non è detto che il sindaco Conia possa ripensarci se la cittadina si stringerà intorno a lui e alla sua giunta, facendogli capire che deve andare avanti nella sua azione politica e amministrativa. Oltre 12 milioni di euro per le università calabresi per favorire i dottorandi e le ricerche. Sentiamo. 12 milioni e mezzo di euro da destinare ai 4 atenei regionali sono risorse stanziate dalla Regione per innalzare il livello della produzione scientifica di dottorandi e favorire il reclutamento nel sistema della ricerca regionale di giovani brillanti con esperienze internazionali.
Prendendo atto del lavoro della Commissione di valutazione, il Dipartimento Presidenza ha approvato la graduatoria che decreta, in esecuzione del progetto strategico Calabria Alta Formazione, questo importante investimento, grazie anche alle risorse del POR 2014-2020. La stipula della convenzione è affidata direttamente alle università e prevede una serie di attività rivolte non solo alla formazione ma anche alla ricerca. Il tutto si svolge sotto la direzione di un responsabile scientifico che indirizza lo sviluppo del programma. I destinatari devono essere scelti mediante procedure pubbliche di selezione. Ogni università può prevedere più progetti, di cui almeno il 70% relativo alle aree di specializzazione individuate. Destinatari dell'aiuto economico sono quindi dottorandi, studenti, ricercatori, studiosi in possesso dei requisiti necessari per accedere ai percorsi di mobilità internazionale. Devono essere nati in Calabria o qui residenti da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ai bandi degli atenei. Investire sull'alta formazione, ha detto il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, è il modo migliore per sostenere i nostri giovani nelle sfide che sono chiamati ad affrontare nel mondo del lavoro ed aiutare il nostro tessuto produttivo ad accrescere la propria competitività avvalendosi di professionalità sempre più specializzate e qualificate. Parliamo adesso di infrastrutture, perché la Procura di Paola ha dissequestrato la galleria Santo Marco che collega la Cosenza Paola. Ora si attende il piano per la messa in sicurezza da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Sentiamo. La galleria Santo Marco è stata dissequestrata, ora toccherà a Rete Ferroviaria Italiana mettere in sicurezza i binari della Cosenza Paola. Il tratto è chiuso dal 6 dicembre scorso, quando il treno 3742 è deragliato. Ma a quali conclusioni è giunta la Procura di Paola dopo le verifiche? I periti nominati dal Tribunale nella relazione scrivono che i binari risultano danneggiati in più punti e non soltanto in quello dove si è verificato lo svio, così si chiama tecnicamente. È stato riscontrato inoltre il distacco di cemento dalle pareti del tunnel e il cedimento della rete metallica. A preoccupare, e non poco, anche le infiltrazioni d'acqua visibili ad occhio nudo. Resta il sequestro preventivo, che non pregiudica però l'azione di Rete Ferroviaria Italiana, chiamata a presentare in tempi brevi un piano per garantire i lavori e la sicurezza della galleria. Il procuratore Pierpaolo Bruni è pronto ad autorizzare l'avvio dei cantieri. L'obiettivo è fare bene in tempi rapidi per scongiurare ulteriori disagi ai viaggiatori, soprattutto in vista dell'estate. Va ricordato infine che la galleria Santo Marco è una struttura che risale a 30 anni fa. Oggi va adeguata e poi necessaria sarà anche la manutenzione ordinaria. A dicembre si è rischiata la strage. L'attenzione sulla Cosenza Paola non può essere allentata. A Pizzo adesso, dove 6 persone sono state denunciate per rissa. Vediamo. Ancora un'azione tempestiva dei carabinieri risolve quasi in contemporanea le indagini scattate immediatamente per una violenta rissa scoppiata nel centro storico di Pizzo. D'altronde erano stati gli stessi militari dell'Arma a sedarla, con un intervento che aveva subito riportato l'ordine, evitando che la situazione degenerasse, grazie anche alle numerose segnalazioni di residenti e commercianti allarmati da quanto stava accadendo. Giunti tempestivamente hanno trovato diverse macchie di sangue sul marciapiede. Le indagini, quindi, grazie anche alla acquisizione dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona e dalle testimonianze raccolte, hanno portato gli investigatori ad individuare velocemente le persone coinvolte. Si tratta di 6 uomini, 3 italiani e 3 bulgari, intercettati mentre ancora si aggiravano per le vie del centro storico di Pizzo con i segni delle lesioni. I 6 sono stati identificati e denunciati per rissa. Ricostruita la vicenda, si è potuto appurare che all'origine di questa rissa vi era una discussione per futili motivi, poi improvvisamente degenerata in violenti aggressioni. E pena all'ergastolo, questa è una notizia di cronaca, a isolamento diurno per 18 mesi, e questa è la condanna che la Corte d'Assise di Cosenza ha inflitto a Sergio Carrozzino, accusato dell'omicidio di Silvana Rodriguez, la donna uccisa e poi bruciata nel dicembre del 2015 a Belvedere Marittimo, quando aveva appena 33 anni e dopo aver fatto la spesa non ha fatto più ritorno a casa. Il fine pena mai
Mainflitt Carrozzino è arrivato al termine della lunga fase di discussione nella quale sono stati ascoltati non solo i testimoni e i parenti della vittima che si sono costituiti parte civile, ma anche i militari dell'Arma dei Carabinieri di Scalea. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. La Procura di Catanzaro ha chiuso l'indagine preliminare nei confronti del sacerdote Don Felice La Rosa e di altre 3 persone per possesso di materiale pedopornografico. L'ex parroco di Zungri è già stato condannato nel 2017 per prostituzione minorile. La nuova accusa si riferisce a 132 immagini pedopornografiche trovate sul suo telefonino sequestrate il 16 novembre del 2016 nell'ambito dell'indagine Settimo Cerchio, che portò in carcere il sacerdote e altre 2 persone. In uno zainetto nascondeva 440 grammi di eroina. Un cittadino pakistano è stato arrestato dai finanzieri del gruppo di Siberi Trebisacce. L'uomo è stato fermato mentre era in procinto di salire su un autobus di linea proveniente da Cosenza e diretto a Forlì. All'interno dello zainetto sono stati trovati 55 ovuli contenenti ognuno 8 grammi di eroina. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare 2.200 dosi per un valore totale di circa 110.000 euro. Inchiesta Gionni, fissata per il prossimo 4 aprile nell'aula bunker di Catanzaro l'udienza preliminare. 122 gli imputati del procedimento istruito dalla DDA di Catanzaro contro gli affari illeciti che orbitavano intorno alle famiglie di 'Ndrangheta di Isola Caporizzuto, Arena e Nicoscia. Droga in un sacco di cibo per cani, arrestato dai carabinieri di Tropea il titolare di una sala giochi. Nel corso di una perquisizione i militari hanno scoperto all'interno del sacco di croccantini 4 grammi di cocaina divisi in 8 dosi e 10 grammi di marijuana divisa in dosi pronte per lo spaccio. Inoltre nel locale erano presenti anche 2 bilancini di precisione. Si sono concluse nella notte le ricerche del 24enne caduto ieri sera in un burrone. Il giovane è stato trovato in buone condizioni. Era andato a pesca insieme ad un coetaneo in una zona impervia vicino ad Umbriatico. A Cosenza un diverbio si trasforma in rissa fra le bancarelle di Viale Parco durante la tradizionale fiera di San Giuseppe. Questo pomeriggio appunto una banda di giovani cosentini pare abbia preso di mira un espositore asiatico. L'ambulante, che al momento dell'aggressione aveva un bimbo in braccio, non sarebbe riuscito a difendersi. È stato colpito alla testa per futili motivi ed è stato ferito da questi ragazzini che poi si sono dileguati nella folla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e alcuni agenti della questura di Cosenza. Cambiamo argomento, ci spostiamo all'Unical per il convegno regionale sulla dislessia. Vediamo. Giornata conclusiva oggi all'Unical del convegno nazionale sulla dislessia organizzato dall'Associazione Potenziamenti insieme alla Regione Calabria, l'Ordine Provinciale dei Medici di Cosenza e il Centro di Riferimento per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento dell'ASP di Cosenza. Un percorso formativo diretto a clinici, docenti ma anche a famiglie e studenti. Convegno importante perché dà la possibilità di formare e di informare il territorio, le famiglie, condividere anche idee tra le varie strutture che si occupano di quelli che sono le difficoltà, i disturbi specifici di apprendimento. In Calabria il fenomeno della mancata rilevazione dei casi di sospetto DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, assume carattere di emergenza dal momento che c'è una forte discrepanza tra i casi diagnosticati e la percentuale di casi attesi secondo gli studi clinici. Dai dati MIUR inerenti alla nostra regione infatti emerge che sono solo 600 gli studenti con certificazione di DSA rispetto agli oltre 9.000 casi attesi. È molto importante aiutare a comprendere cosa succede in un ragazzo, in un bambino, prima lo riusciamo a fare, prima abbiamo gli strumenti e prima possiamo intervenire in maniera giusta, in maniera appropriata per dare a tutti quello che poi è sancito dalla Costituzione, le uguali opportunità per raggiungere gli apprendimenti. Autorevoli relatori hanno proposto spunti di riflessione e indicazioni operative per tutte le figure, psicologi, educatori, docenti, assistenti sociali, operatori sanitari, che quotidianamente sono coinvolti nel processo di crescita e di conquista delle competenze da parte degli studenti.
Ryanair è pronta a volare dallo scalo di Crotone, infatti sono già disponibili sul sito della compagnia irlandese i biglietti acquistabili per le 2 destinazioni annunciate da e per lo scalo calabrese dal prossimo 1° giugno. Infatti saranno operativi voli per Pisa su base trisettimanale, mercoledì, venerdì e domenica, mentre quelli per l'aeroporto di Bergamo avranno frequenza giornaliera. Adesso a Cosenza, dove è partita ufficialmente la tradizionale fiera di San Giuseppe che si concluderà lunedì prossimo. Vediamo. A Cosenza il taglio del nastro, gli sbandieratori di Bisignano, i trampolieri artistici in costume d'epoca e la frizzante e coloratissima Taka Boom Street Band hanno dato il via all'edizione 2018 della tradizionale fiera di San Giuseppe. La fiera di San Giuseppe è un evento popolare, un evento di tradizione storico che coinvolge tutta la Calabria, una festa popolare che tutti aspettano. Abbiamo avuto il sold out negli alberghi, ristoranti, quindi si crea comunque economia. Questi eventi alla fine creano sempre tanta economia dietro, tanto turismo, perché verranno in questi giorni tantissime persone da tutta la provincia e da tutta la Calabria. Per il 7° anno consecutivo è Viale Parco, protagonista dell'esposizione delle merci più svariate, disseminate in circa 600 stand che fino al 19 marzo accoglieranno migliaia di visitatori in un clima festoso e con eccellenti misure di sicurezza. La Fiera di San Giuseppe 2018, pur mantenendo fede alla tradizione antica, aggiunge anche quest'anno importanti elementi di innovazione. Cuore pulsante della fiera è infatti l'ex caffè letterario di Piazza Matteotti, che accoglie l'iniziativa Degustando la Fiera. Il caffè letterario è questo momento di grande aggregazione per i bambini ma anche per i più grandi. Saranno proposti i nostri piatti tradizionali, quest'anno ci saranno anche i pizzaioli acrobatici e i bambini saranno felicissimi, faranno anche loro la pizza, e poi abbiamo tanti artisti di strada e anche lì canti popolari e tutto quello che anche come evento rappresenta la nostra tradizione cosentina. Fino al 19 marzo, dalle 10 del mattino e fino a sera, grazie al supporto di competenze della Maccaroni Chef Academy, sarà un susseguirsi di momenti dedicati al gusto, arricchiti da attività di intrattenimento e da un'area artigianato con esposizioni e performance. Dietro ogni azienda, quindi dietro ogni prodotto tipico e non, ci sono dei volti. I volti delle persone che hanno investito e che rimangono in Calabria. La Calabria è una terra di sapori, di odori e di colori, piena di artigiani, ma soprattutto piena di ricchezze, le ricchezze che ci dà il territorio. Abbiamo coinvolto anche insieme a noi l'Associazione Italiana Persone Down, che insieme a noi serviranno più di 1000 zeppole in maniera gratuita a tutti i partecipanti alla fiera. Ed ora la cultura con un volume dedicato ai santuari calabresi. Sentiamo. Sono quasi 200 i santuari calabresi censiti, anche con molte fotografie, nel volume Santuari d'Italia Calabria, edito da De Luca Editori d'Arte e promosso dalla Fondazione Carical. I 2 curatori, i docenti dell'Università della Calabria Giuseppe Roma e Franca Papparella, vi hanno lavorato a lungo. I santuari, come è noto, sono dei marcatori del territorio, dei marcatori del sacro. E noi abbiamo iniziato questo lavoro dal lontano 1997, coordinati dall'École Française de Rome. Io ho coordinato il gruppo calabrese, abbiamo censito tutti i santuari delle province calabresi e penso che sia venuto fuori un bel lavoro. La voce santuario fino al 1956 non figurava neppure nel dizionario di diritto canonico, per la prima volta compare nell'Ottocento, altrimenti non esiste la voce santuario né nel latino né nel greco. Questo volume di grande importanza storica ha una sua particolarità. Rispetto alle altre ricerche non si fissa soltanto sui santuari che hanno avuto un riconoscimento già dall'autorità ecclesiastica, ma va a censire tutti i luoghi dove c'è un andare, un pellegrinaggio, un po' di culto, quindi anche quelli che l'autorità ecclesiastica ancora non riconosce come ufficiali. Ecco, la Calabria si presenta veramente
volendo usare l'immagine di un futuro santo, Paolo VI, una grande clinica dello spirito con un'offerta molto variegata, molto ricca. E il libro qual è il vantaggio? Non solo è ricco dal punto di vista iconografico, ma di tutte queste sedi che sono state individuate traccia una sorta di storia, tutta la letteratura disponibile, ed è quindi un momento in cui si fa un bilancio sull'esistente e ci si programma per il futuro. Chiudiamo adesso con il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Oggi clima mite per venti meridionali che anticipano una perturbazione in arrivo da ovest che apporterà maltempo nel fine settimana. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nuvolosità irregolare con rovesci anche a carattere temporalesco sulle aree tirreniche, poco o parzialmente nuvoloso invece sulla fascia ionica. Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani mari molto mossi o localmente agitati, con ventilazione moderato forte da ponente. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.